Allora, buonasera e benvenuti a questo ultimo appuntamento della rassegna Libri in Spiaggia, ultimo appuntamento durante il quale presentiamo un libro. In realtà, non è proprio l'ultimo evento della nostra rassegna, anzi, avviso, chi ci segue che il 1° di ottobre ci sarà una diretta sul premio Cover, che è appunto il premio che riguarda le copertine dei libri che hanno partecipato a Libri in Spiaggia. Invece questa sera parleremo di un libro molto interessante, scritto da un giornalista di Ragusa che si chiama Gianni Papa e che ho già avuto il piacere di conoscere in diverse circostanze, sia qui che a Ragusa, nella sua città. È un libro, come vi dicevo, molto particolare e apre una serie di ipotesi, come dice il suo autore nel testo, alza il coperchio del vaso di Pandora, un libro che si intitola Ultimo messaggio Edia, e fa riferimento a una nave che è praticamente sparita nel nulla e che alcuni dicono essere naufragata e altri invece essere oggetto di un complotto di livello internazionale. Ma prima di far raccontare al suo autore, che saluto in collegamento in questo momento, che saluto e ringrazio, vorrei dirvi due cose del nostro autore, di Gianni Papa, che è giornalista di carta stampata, ma anche radiotelevisivo, è laureato in giurisprudenza e ragusano di nascita e per scelta di vita. Come vi dicevo, la sua laurea in giurisprudenza lo ha portato all'inizio della sua lunghissima carriera, credo che sfiori ormai i 50 anni di carriera, l'ha portato a Biella, dove ha subito cominciato a collaborare con il bisettimanale L'Eco di Biella, ma dove anche ha cominciato a lavorare a Telebiella. Un'esperienza che evidentemente era in totale sintonia con la sua passione per il giornalismo televisivo, e che poi lo ha visto lavorare a Teleiblea, a Ragusa, anzi addirittura a lavorare a una televisione che è risultata capofila di una operazione assolutamente importante e risolutiva per la libertà di informazione, perché ha aperto il cammino a una sentenza che poi è stata vinta per la possibilità delle radio via cavo di trasmettere liberamente e quindi ha infranto e interrotto il monopolio RAI. A Ragusa Gianni Papa lavora incessantemente sia alla televisione come radiocronista di sport, di interviste e di inchieste, sia alla carta stampata, e sono moltissimi i giornali di carta stampata per i quali ha collaborato e di alcuni dei quali è stato anche direttore. Quindi, come possiamo ben capire, un'esperienza assolutamente completa nel campo del giornalismo, che l'ha legato a sé per tutta la vita e lo ha portato lontano dalla sua prima formazione, e quindi quella in giurisprudenza. Non elenco per velocità di racconto i numerosi premi vinti e le molte altre attività collaterali svolte dal nostro graditissimo ospite. Dirò solo che Papa è anche autore di libri. Quello di questa sera mi pare che sia il quarto in ordine di fattura. Il primo si riferisce al mito dell'Oriente Express, alla nascita del mito dell'Oriente Express. Un secondo libro si intitola Le volpi d'acciaio ed è editato da Supernova, come quello che andremo a presentare adesso,
e Le volpi d'acciaio è in qualche maniera indicativo della passione, diciamo, militare investigativa. Correggimi Gianni se non rispondo esattamente al tuo intento nello scrivere queste grandissime e importanti inchieste su misteri, l'Italia dei misteri che tutti conosciamo e che ogni tanto ci riserva delle sorprese davvero incredibili. E prima appunto del prodotto di oggi sulla nave Edia, c'è un curiosissimo e importante libro che Gianni ha scritto assieme alla moglie, Lina Giarratano, che si intitola Non solo Montalbano, e che restituisce giustamente al territorio ragusano, così ricco e così frequentato dalle location del cinema, restituisce la sua completezza. Un titolo un po' forse polemico per sottolineare che Ragusa e la sua splendida provincia non sono solo oggetto di serie televisive riferite anche comunque all'amatissimo commissario, ma è molto di più, molto di più. La tesi di Lina Giarratana era stata discussa alla Sapienza e quindi è un libro molto interessante, direi, e completo sulla terra di Sicilia. E veniamo a questa benedetta nave, benedetta, maledetta, maledetta, perché Fortunata. vorrei che tu ci raccontassi quantomeno le linee generali di questo libro inchiesta, come possiamo chiamarlo, di questo giallo noir, però, perché 20 morti sono una grossa sciagura, ecco. Come ti è venuta l'idea di raccontare la vicenda di questa nave che a noi in Venezia interessa particolarmente, essendo partita da qua e dovendo tornare qua ed avendo dei collegamenti con le agenzie marittime della nostra città, la nostra Venezia. Prego Gianni, ti passo la parola. Grazie. Allora, innanzitutto, ovviamente, ringraziamenti per essere stato invitato a questa deliziosa manifestazione. Mi dispiace solo che non ne ho potuto approfittare per tornare a Venezia. Questo, il Covid maledetto pagherà anche questo. Riguardo a quello che hai detto, sei stata cortesissima. Per fortuna la definizione è quella che è nella televisione a 4K, per cui il rossore non si vede. Diciamo che quello sull'Oriente Express, che continua a rimanere tra i primi 4-5 libri in Italia nella sua categoria a livello di vendita, è quello che fatto con l'editore veneziano, nonché ragusano, Giovanni Pistemi, carissimo amico, sono andati molto bene. Il libro, mia moglie non è tanto una rabbia per Montalbano, ma tra l'altro mia moglie c'ha la casa a mare che a 1 chilometro così è nota la casa di Montalbano. Proprio, sono stato ieri pomeriggio, ero proprio lì, ma si riaggancia alla sua tesi di laurea magistrale. Lei è un'esperta del mondo moda, per collegare un po' la moda e il cinema, perché Ragusa cinema e televisione ha avuto un grande passato. Il titolo non è mio, io ho grandi difficoltà per il titolo, mi è stato suggerito dall'editore della settimana. Veniamo a lei. Ledia, ti ringrazio, può essere un noir, ci sono 20 morti, il problema è che i morti potrebbero anche essere 15, non sappiamo ancora bene se. Personalmente credo che forse sono stati 20, diciamo questo non per fare il misterioso. È un libro che è nato per caso, perché io cercavo una cosa su internet, ero senza occhiali e mi dimentico che la mia vista d'aquila è un ricordo del tempo passato, io sono un vecchio signore, mi è capitato l'occhio su Edia, mi è interessato, a un certo momento in uno dei file c'era un numero di telefono che io ho chiamato ed era il nipote di uno dei personaggi, forse, anche questo forse, morto sull'Edia. Siamo messi in contatto, lui abita in una zona terribile, zona Nebro, quindi zona Covid. 2 anni fa è sceso a mare perché di Sciacca, sono andato a trovarlo, Sciacca sono 200 km, anche di più,
Io ho scoperto che era una storia fascinosa, incredibile, interessante, e metteva anche parecchia rabbia, perché sicuramente la ragione di Stato, comunque siano andate le cose, è quella che ha fatto girare tutto. Devo dire che rispetto agli altri libri che scrivo tutti nel punto dove mi vedete, nello studio qui, mi ha preso molto più tempo, perché come Daniela sa, perché anche lei quando ha collaborato con la casa editrice sa che il povero editore mi trova ogni 5 giorni che gli cambio qualche cosa, poi arriva un momento in cui mi dice basta e io sono costretto. Questo mi ha fatto lavorare molto, perché ho cercato di riuscire a dare il senso della rabbia, e più che l'inchiesta. Non hanno scritto molti libri sull'argomento, ne hanno scritti 2 o 3, onestamente uno di questi non è manco da prendere in considerazione, l'altro è valido. Io ho cercato di pormi domande diverse, di vedere le cose da un altro punto di vista. Vi faccio un esempio banale. La foto, a un certo momento la nave viene data per dispersa e l'equipaggio viene dato ovviamente per scomparso insieme alla nave nella tempesta. 6 mesi dopo, esattamente 6 mesi dopo, una foto viene pubblicata dal Gazzettino, che Daniela tu sai benissimo che è il tuo giornale, viene pubblicata dal Gazzettino, l'unico giornale in Italia e in Europa che decide di pubblicarla, ed è di un freelance fotoreporter inglese, e la foto dice una frase in inglese in cui dice un gruppo di prigionieri liberati nei giardini dell'ambasciata di Algeri. Questa foto viene comprata dal Gazzettino, solo dal Gazzettino, nessuno sa perché. Il collegamento con lei era che l'agenzia era un'agenzia di Venezia, nel dettaglio era a Campo San Marcello, se non ricordo male. Bene, la didascalia della foto, cos'è benissimo Daniela come il discorso nei giornali delle didascalie, aggiunge nell'attesa che vengono espletate le formalità burocratiche. Già questa è un'aggiunta quantomeno gratuita, ma quello che è particolare è che la foto uscita giorno 14 dice ieri, quindi l'articolo del 14 viene pubblicato il 14 e la foto dovrebbe riferirsi al 13. Invece la foto è di giorno 1, e questo è uno dei milioni di incongruenze che ci sono in questa storia, e che indicano che sicuramente qualcuno ha avuto i suoi motivi per volere che la vicenda fosse archiviata al più presto, e si è arrabbiato moltissimo, e continua forse ancora oggi ad essere arrabbiato perché non sia stata archiviata. E diciamo che è una forma anche di rispetto, perché 20 o 15 vittime che siano state non ha molta importanza, credo che abbiano diritto, sia loro che i loro familiari, al ricordo informato soprattutto, e che questo vaso di Pandora aperta si collega a una serie di cose strane, tra le quali l'attentato a Enrico Mattei, e una frase che io ritengo molto importante nel libro che avrei letto, ho definito agghiacciante esempio di perfetta realpolitik. Dice Amintore Fanfani, disse, come l'ha confermato una signora che io ho sentito, che è praticamente la madre di questo nipote del superstite, che insieme a sua suocera, cioè la madre del morto, aveva sentito dire a Fanfani, dice per 20 persone non si può fare una guerra. Credo che sia una frase che abbia un senso logico. Fanfani non era certo la persona che diceva le cose tanto per dire, e quindi credo che questo lasci immaginare l'idea. Scusami, volevo solo per chi ci segue contestualizzare un momentino. Siamo nel marzo del 1962 sì. E questo messaggio viene mandato dalla nave che era partita da Venezia diretta a Casablanca con un carico innocuo, almeno così. Allora, ecco. La nave è andata da Venezia a Casablanca caricando fosfati, è arrivata a Casablanca, ha ricaricato fosfati e li deve fare arrivare a Venezia il giorno 20, il giorno 19. L'ultimo messaggio di cui titolo al libro è del giorno 14. Dal giorno 14 al giorno 20 l'agenzia marittima, quella veneziana di Campo Marcello, non ha dato nessun segno di vita, proprio se ne è fregato completamente di questa sua nave con 20 persone a bordo. E questa è la cosa già molto, molto, molto sospetta, perché io credo, tu hai sempre vissuto nel mondo delle navi, e Venezia è una città che è legata come nessuno. Chiunque, ma non anche la persona più lontana, figurati che ha rapporti di lavoro, dice va bene, sai che c'è una tempesta
di mare forza 8, risaputo in tutto il Mediterraneo. Il Mediterraneo c'è la guerra in Algeria che agli ultimi giorni, una settimana dopo, si sarebbe conclusa. Ci sono attentati, affondamenti, ci sono sommergibili, navi, portaerei che girano il Mediterraneo alla caccia di navi che portano le armi ai ribelli algerini, e tu questa nave aspetti una settimana prima di dire ah sì, ma mi ha detto una settimana fa che doveva arrivare a Venezia, e per giunta manco avverte la Capitaneria di Venezia il giorno 19, ma fa passare un altro giorno e poi dice sapete, può darsi che questa nave sia in ritardo. Credo che sia un comportamento, vogliamo usare un eufemismo, diciamo quantomeno scorretto, ma il termine sarebbe un altro, non so tu come lo vedi. Comunque pare di capire che dietro a questo innocuo trasporto di materiale ci siano degli intrighi di livello internazionale. E poi, Gianni, come la figura di Enrico Mattei si intreccia a queste vicende? Giusto. Allora, la figura di Enrico Mattei si intreccia perché dobbiamo tenere presente il mondo del 62. Le 7 sorelle e le 7 società petrolifere maggiori ci sono ancora oggi, ma Mattei era quello che cercava di far sì che l'Italia si liberasse del gioco di queste 7 sorelle, cercasse di avere una propria, non dico autonomia, ma comunque politica energetica. E aveva con Leni, che era un ente fascista che gli era stato affidato per fare in modo che lo liquidasse, lui invece lo aveva fatto risorgere una nuova vita. Con Leni dava particolarmente fastidio alle 7 sorelle perché si era andato dallo Scià, aveva avuto contratti migliori in altre zone del mondo e soprattutto era andato a razzolare nell'aia di casa della Francia, che era il Maghreb, quindi Algeria, quindi Marocco, ottenendo cose migliori dei francesi. I francesi l'avevano avvertito. Una volta De Gaulle lo chiamò maestà con uno sfottò abbastanza velenoso, più di una volta cercarono di comprarlo e molte volte gli fecero anche minacce. In Marocco ebbe anche uno strano attentato aereo e poi ci fu l'attentato finale, ormai anche i giudici hanno stabilito che fosse un attentato, e per questo la Francia è molto collegata, perché tra l'altro, ed è un dato di fatto, poi dirò quali sono le mie opinioni e perché l'ho fatto in un modo particolare, le ho scritto in un modo particolare. La Francia, ricordiamo che l'ultimo messaggio è del 14 marzo 1962 alle 10 del mattino, la sera prima, il pomeriggio prima, la Francia fece uscire dalle basi in Corsica, segnatamente da quella di Each, la flotta al completo, quindi portaerei, cacciatorpediniere, navi appoggio, incrociatori e addirittura un sommergibile, andando alla ricerca di una nave che si chiamava Gun Runner, nave che andava in giro a portare armi ai ribelli o comunque previste o supposte tali. È molto probabile che lo abbia trovato, tant'è vero che nei giorni quando la nave scomparve, mentre sui vari giornali c'erano voci la nave affondata nella tempesta, poi leggendo il libro vedrete che c'erano tante altre cose strane, sulla stampa venne fuori una voce nave silurata da un sommergibile con un siluro magnetico. E quando poi io a fine libro, nella parte finale, come tu hai notato, credo di avere adottato un sistema abbastanza inconsueto, presento 5 ipotesi possibili, dicendo la mia convinzione sulla percentuale di probabilità, e poi ne presento una mia, mentre le 5 sono rigorosissime e tutte legate alle certezze, la mia è sempre rigorosa, ma oltre alle certezze c'è un pizzico di, vedete, fantasia, immaginazione o deduzione, poi si può chiamare come si vuole, dalla quale esprimo la teoria che la nave non è certo affondata per la tempesta. Molti ad essere assolutamente contrari alla tesi del naufragio. Per quali motivi? Perché intanto non ci sono ritrovati i cadaveri dei naufraghi, quindi hanno mandato in cerca, no, dell'affondamento. Un naufragio di quelle dimensioni dovrebbe lasciare delle tracce, giusto? Dovrebbe lasciare una serie di cose, e qua parlo proprio con una di una città come Venezia, che nessuno come i veneziani lo sa, e nel caso tu ex moglie un ufficiale di marina poi lo sai proprio in modo particolare. Il naufragio di solito lascia innanzitutto relitti,
anche perché la nave era una nave di 5.000 tonnellate, era abbastanza grossa. Poi lascia spesso dei cadaveri, e sicuramente la cosa che lascia senza alcun dubbio sono macchie di nafta più o meno estesa nel mare. Quando la nave ha lanciato il messaggio, doveva essere non più di una decina di miglia, 12 miglia dalla costa, sarebbe logico che un po' di nappa fosse andata a finire o sull'isola che era là vicino o da porta. Non c'è stato assolutamente niente. Direi che questo naufragio, vogliamo dirla nel modo migliore, diciamo che è stato anomalo. È anche vero che questi tizi che alle 10 del mattino segnalano non come pericoli, guardate che c'è tempesta, probabilmente cambieremo rotta, non si fanno più sentire, non si hanno più notizie di questa nave. Comunque erano marinai che erano alle prese col mare forza 8 già da 3 giorni, quindi sicuramente erano preparati. Se c'è stato qualcosa è stato così improvvisa che li ha sorpresi, e questo mi pare difficile, ma credo che ci sia un segnale che viene da un ramo diverso. La compagnia d'assicurazione che ha liquidato il sinistro per un valore di 110 milioni nettamente superiore a quello della nave, ovviamente ci riferiamo a soldi dell'epoca, ha detto candidamente: io non ho le certezze, intanto il sinistro lo liquido. Ora mi rifiuto di credere che uno pensi che qualsiasi compagnia di assicurazione al mondo possa fare questo, a meno che non abbia un tornaconto successivo. Ora, questa compagnia è una di quelle per cui poi lo Stato italiano ha assicurato le navi della Tirrenia, che è la sua flotta, quindi penso che anche questo sia abbastanza indicativo. Difatti c'è un capitolo proprio nel libro che parla della particolare solerzia dei funzionari di questa compagnia assicurativa, quali poi hanno fatto calare il blocco, si sono chiusi a riccio, e anche oggi, a distanza di 58 anni, continuano a non rispondere. Dicono: ma non esiste un faldone sull'Elia, quindi è inutile che ci fate domande, non avremmo cosa dire. Sempre per non svelare troppo. Certo, ascolta Gianni, tornando a questa fotografia pubblicata dal Gazzettino, nella foto si vedono prigionieri di guerra, ma Sì. qualcuno riconosce, ecco, riconoscono i loro cari che erano imbarcati sulla nave, quindi risultano vivi anziché naufragati, almeno 5. Difatti, uno dei pochi libri, questo è buono, fatto su questa nave, li chiama Né vivi né morti, di un altro giornalista, perché il trucco è chi erano. Allora, io non ho potuto parlare con un parente diretto, ho potuto parlare col nipote, e ho parlato con la nuora della madre di uno dei marinai morti e riconosciuti, la quale mi ha detto che in famiglia tutti sono, non certi, ma stracerti, lo hanno sottoscritto davanti a un notaio, la certezza che quel tizio lì sia il loro nipote, il loro figlio o fratello o cugino o parente, addirittura i vicini di casa lo hanno riconosciuto. Quindi sapete, il problema è complicato. È anche vero che i francesi, e questa è un'altra parte ancora del libro, quando la famiglia di questo signore che si chiama Graffeo, prendo l'occasione per ringraziare colui che mi ha dato tutte queste notizie, questa lettera originale, che è Cuccio Graffeo, che è il nipote proprio di uno dei marinai morti. Devo dire che quando gli italiani si sono messi davvero in caccia, sono andati madre e figlio a cercare notizie del loro familiare in Francia, e tutti i francesi hanno trattato questa signora di quasi 80 anni come se fosse una delinquente o una terrorista. E poi gli hanno presentato un tizio che hanno detto: non è vostro figlio, è questo tizio qua. Questi sono andati a parlare con questo signore spacciato per il loro parente, e questo signore è stato nervosissimo, sudava, non voleva rispondere. Poi chiaramente c'era la stessa differenza che ci poteva essere tra me e il figlio, tra quel signore e il figlio. Quindi è stato tutto un giochetto, è stato approntato un depistaggio, un castello, un'impalcatura davvero notevole, e chiaramente ha avuto bisogno di quelli che oggi si chiamano i poteri forti per poterlo mettere in piedi, perché è una storia molto strana. In tutta sincerità, parlavo proprio qualche giorno fa col nipote, quando gli ho detto che il libro sarebbe uscito a breve, e dicendogli scritto, gli ho detto: Cuccio, ma secondo te come è andata a finire davvero il fatto?
E lui mi ha detto: Gianni, io penso che quello fosse davvero mio zio, quello nella foto, però sinceramente non riesco a immaginare cosa possa essere successo. C'è stato qualcosa di così strano, così, figurati che c'è una cosa, io ho appena accennato, c'è chi ha parlato di esperimenti nucleari francesi in Algeria qualche anno dopo la fine della guerra, in cui addirittura si parla, io non l'ho voluta solo accennare perché è una cosa di troppo forte, di prigionieri usati come cavia per gli esperimenti nucleari. Ma andiamo veramente sul pesante. Ascolta, è scorretto, è sbagliato sostanzialmente definire questa vicenda come l'ustica del mare anziché del cielo? In fondo ci sono abbastanza elementi che ci fanno pensare a qualcosa di assolutamente anomalo, come è successo ad Ustica, è successo in mare e con soggetti tra l'altro collegati e simili fra loro. Ecco, allora è un azzardo. Sì, no, non è un azzardo, anzi ti dirò, Ustica è stato un dramma ancora maggiore. Questo è stato un dramma sotto certi profili ancora più squallido, perché è stato fatto con la quasi impunità della povera gente, dei poveri marinai che sapevano di avere. E tu immagina che navi dello stesso armatore, anni dopo, successe che qualche cosa di simile nel Mar Nero, in cui dei marinai sono stati considerati dispersi e poi invece il tizio che non si era imbarcato e andato a trovarli li ha trovato fuori di proiettili. Cioè questi armatori avevano il problema che queste loro navi ogni tanto sparivano in un modo abbastanza strano. Non è successo solo una volta, e questo qua ci porta anche un altro argomento molto, molto particolare, che è la premonizione. C'è stato, come per quest'altra nave successiva di questi armatori qua, c'è stato un marinaio dell'Edia che all'improvviso, quando è sceso da Venezia a Ravenna per caricare nel viaggio di andata, abbandonò la nave senza spiegare per quale motivo l'abbia fatto. E nota che aveva il cognato a bordo. Per cui anche questa è un'altra stranezza che si aggiunge. Tu ti rendi conto che lo faccia già il signor Rozzi è strano, e che lo faccia avendo il cognato, se avesse avuto qualche notizia, qualcosa da cui temere, probabilmente avrebbe avvisato il parente, eppure è andato via di corsa, non ha voluto dire niente. Come per esempio comandante, primo ufficiale e primo ufficiale di macchina erano imparentati avendo sposati 3 cugini. Io penso, e questo qua non è solo mia l'idea, che a bordo qualcuno sapesse che l'Edia probabilmente aveva un carico, diciamo, strano per un pozzo di fosfati, ma la ciurma, le persone normali, onestamente non lo sapevano. C'è la madre del secondo ufficiale, il quale ha fatto un buco di baccano dicendo che la nave, che la radio aveva dei problemi, e il problema probabilmente non era che non funzionasse, ma che ci fosse qualcosina che permetteva di interrompere a proprio piacimento da parte di qualcuno le notizie, i collegamenti, eccetera, eccetera. Lui ha detto: non vengo a trovare la fidanzata. Poi immaginato un ragazzo di 20 anni cosa vuol dire, che torna da un viaggio e dice: non vengo a trovare la fidanzata nell'intervallo con il viaggio successivo, perché devo parlare con il tecnico della radio che ci devono fare venire da fuori, perché c'è qualcosa che non fila e non mi convince. Il padre di questo ragazzo ha mandato il cognato, il cugino, no, il cognato, in Tunisia a fare ricerche. Questo ha battuto tutta la Tunisia per 2 mesi e non c'è uno che ha sentito parlare di una nave naufragata in quella tempesta, proprio a 10 km dalla costa. Quindi c'è qualcosa di molto, molto, molto strano. Io ho lanciato un'ipotesi, non pretendo di essere il depositario della verità, però sicuramente che ci sia stato qualcosa di strano, credo che non sia, che sia un dato di fatto, cioè non è un'opinione, ma un dato di fatto, che io sul quale cerco di sollecitare la curiosità, come dicevo a te l'altro giorno. Uno, come tutti quelli che scrivono, e tu mi puoi dare lezioni al riguardo, non ho la presunzione di pensare di costringere, di riuscire a catturare lo scrittore, il lettore pagina dopo pagina, ma almeno, quantomeno, a fare in modo che non abbia voglia di piantarlo lì. No, tra l'altro approfitto per dire che la struttura, no, la tecnica, la struttura è il racconto di un fatto, quello che troviamo in questo libro, di un fatto doloroso, misterioso, complicato, non risolto,
ma il tipo di scrittura è straordinariamente pittorica, anche per esempio proprio l'attacco e la tempesta, lo stato d'animo dei marinai, lo stato d'animo poi dei parenti, sono tutte situazioni che sono connotate da una scrittura narrativa molto alta, Gianni, quindi veramente è un bel libro perché sposa il, il recupero della storia o quantomeno il tentativo di cercare una verità o una parte di verità storica, lo sposa con una letteratura, quindi la lettura è estremamente piacevole, avvincente e non voglio dirlo perché lo dicono tutti, ma è stato anche per me, come per molti, mettermi a leggere e andare avanti, andare avanti, andare avanti, perché volevo proprio vedere come andava a finire, ma volevo anche entrare nella storia personale, nelle vicende, nell'umanità, nel bene e nel male di tutti i protagonisti di questo, come lo chiamiamo? Saggio storico? Lo chiamiamo inchiesta, libro inchiesta? Non lo so, Daniela, io devo dirti una cosa. Il precedente libro su Supernova, casa alla quale si hanno tutte e due le Volpi d'acciaio, al quale io sono molto affezionato, ha tentato di fare, anche lì, mentre questa è una storia di cui nessuno sa molto, quella lì era una storia che in teoria tutti sapevano. Quando ho avuto l'onore di presentarla a Venezia, ho avuto una signora che molto cortesemente mi ha detto, io sapevo come finiva, però l'ho letto come se non l'avessi saputo, il che penso che è un complimento veramente molto affettuoso, come sono sai, sono riuscito a restare nelle 120 pagine in modo tale che uno ha meno possibilità di annoiarsela. Ma questo conferma quello che dicevo, che è anche il tipo di scrittura che è bello, oltre è molto, molto ben delineato, è proprio molto avvincente. Senti Gianni, proviamo a delineare, a spiegare a chi ci segue quali sono queste ipotesi conclusive di questa vicenda sulla quale spero, mi auguro, credo anche te, ci saranno ulteriori ricerche o forse è così lontana e così complicata che verrà abbandonata in quel grande dimenticatoio che è la storia alla fine, perché chissà quante storie sono state scritte per riuscire a delineare una storia sola. Giusto, guarda, l'ultima interrogazione parlamentare è stata di circa 3 anni fa. Ovviamente, oggi come oggi, tutti i ministri, siccome hanno il vantaggio che a quei tempi non c'erano, quindi nessuno li può accusare di niente, dicono dagli esami dei documenti, delle cancellerie, eccetera, eccetera, non risulta niente. E questo tu, come tutti noi, sappiamo benissimo che può non voler dire niente. Per quanto riguarda le ipotesi, che ripeto sono 5 più una, questo momento ci dà a mente, perché il finito del libro sono di quelli che pensa al prossimo. Quindi. Allora, chiaramente la prima è che la nave sia davvero naufragata. C'era la tempesta, c'era Mare Forza 8, la nave era stata varata nel 1915, aveva quindi la bellezza di 43 anni, che è un'età superiore, no, 43, 40, 15, 50, 60, 48 anni, un'età superiore, 47 anni, un'età superiore a quella considerata media di una nave, può essere stata, come è probabile, una carretta, è arrivato l'onda, ti spiego, anomala, il timone non funziona, una cosa qualunque, è andata giù. E quindi questa sarebbe l'ipotesi tipo principe, quella che farebbe molto piacere a quelli che vogliono che questa storia sia una normale tragedia del mare, normale non con 2 ma con 4 virgolette da tutte e due le parti. Poi ovviamente ci sono altre possibilità. La meno convincente a mio parere è che pur essendo legata a Mattei c'entri un po' la mafia, anche se sembra che la mafia abbia poi in qualche modo aiutato a preparare l'attentato. Poi ci sono altre varie possibilità che riguardano, per esempio, che la nave sia partita con un carico a bordo, che la nave sia stata fermata e che poi sia successo qualche cosa per cui la nave sia andata a fondo e i marinai siano stati
siano A, morti con la nave, ma questo non credo, B, siano stati presi, caricati a bordo delle navi della flotta francese che erano andati per prenderli, sono stati interrogati, sono stati divisi, io ne sommo più di una, tra coloro che sapevano quello che la nave portava e quelli che realmente non lo sapevano, marinai di bassa forza sicuramente, da cui Grappeo non sapevano niente, e che poi per un qualche motivo strano, nei momenti molto concitati degli ultimi giorni di guerra in Algeria e quando poi è stata dichiarata la pace, Algeria ha avuto un'altra serie di problemi perché chiaramente nelle guerre civili non è mai tutto bianco e nero, quindi la fazione, una delle fazioni vincitrici dei vincitori ha fatto un po' di storia con le altre fazioni in teoria alleate. In quei momenti di confusione probabilmente qualcuno ha usato le pistole e i fucili e le ha ammazzate tutte. La mia teoria invece è questa, che la nave sia partita, c'è anche la possibilità che la nave invece che essere destinata a portare le armi ai ribelli algerini li portasse per l'OAS. L'OAS è quell'organizzazione dell'armata segreta, era quella che tentò il colpo di Stato in Francia contro De Gaulle, e quindi che questo gruppo qua si sia trovato con chi portava queste armi a bordo fossero lo stesso non graditi al governo francese, però per un motivo ancora peggio, per evitare una guerra civile. Quindi a maggior ragione hanno cercato di coprire il tutto facendo affondare la nave, solo che in questo caso è chiaro che avrebbero avuto innegabilmente bisogno dell'aiuto dei servizi segreti italiani, e questo probabilmente fa sì che Italia, i servizi, come diciamo oggi, da una parte e dall'altra, ovviamente con i politici collegati, si siano coperti a vicenda. Tra l'altro diciamo che per esempio Mattei, poco prima che finisse dell'attentato che fu a novembre di quello stesso anno, qualche giorno dopo avrebbe dovuto incontrare Kennedy, che avrebbe ufficializzato il suo appoggio alla sua politica e quindi a questo discorso dell'ENI. Diciamo, lui avvertì Fanfani che non avrebbe più seguito o supportato, coraggiato la sua corrente politica. Mattei diceva sempre che lui usava i politici come il tassì: me ne serve uno, lo prendo, quando arriva a destinazione pago e scendo, ne prendo un altro. Quindi aveva avvertito Fanfani che non avrebbe più supportato, sarebbe passato probabilmente a Moro, perché già Moro c'era l'area del centro-sinistra e aveva capito che il tempo stava cambiando. Io ripeto, come mia idea, credo che la nave portasse davvero qualche cosa e la flotta francese sia uscita dalle basi in Corsica per andarla a trovare, che ovviamente l'abbia trovata. Immaginate 15 navi da guerra armate di tutto il possibile contro una carretta. Dopodiché sempre secondo me si è fermata a un certo punto, probabilmente anche con la radio o guasta, anche questo lo accenna qualche giornale, o comunque radio non messa in condizioni di funzionare. Si sono fermate qualche miglia prima, gli hanno ultimato l'altro, hanno fatto scendere i marinai sulla scialuppa, le hanno fatte salire sulle navi dove li hanno tenuti prigionieri per interrogarli, poi è qui c'entra il sommergibile, stando immerso, quindi senza neppure il rischio. Allora ancora i satelliti non c'erano, però potevano anche se essere, e il Mediterraneo era molto frequentato, che c'erano anche navi russe, eccetera, tante cose in giro che era meglio che non vedessero. Il sommergibile ha lanciato il siluro, la nave è affondata, i marinai sono stati portati a bordo, sono stati interrogati, probabilmente qualcuno anche torturato. A un certo punto comunque è successo qualcosa per cui in parte sono stati divisi. Che poi parte di questi divisi siano davvero riusciti, fossero tra quelli vivi o no, è chiaro che se fanno parte di quelli della fotografia, penso che ai francesi sia scappato, cioè non avevano intenzione di liberarli, e che gli sia scappato queste 5 persone gli siano proprio necessitato un problema burocratico amministrativo, avranno fatto qualche errore. Tant'è vero che poi su questi si continua, al solito non poteva mancare, si è parlato di possibilità che c'entrasse la legione straniera, depistaggi, una storia lunga, diciamo, complessa, estremamente complessa.
complessi. È molto interessante e noi ti ringraziamo molto per questa conversazione e ti aspettiamo a Venezia con il libro e per una presentazione in presenza e niente, invitiamo chi ci segue e anche speriamo che avvisino più persone possibili a leggere questo bel libro di storia e di abilità narrativa. Grazie a te Gianni e grazie, un saluto alla Sicilia che è sempre nei nostri cuori e adesso diamo appuntamento ai nostri amici che vedranno il 1° coronato l'evento del premio Cover con l'attribuzione della copertina più interessante tra tutte quelle che sono state, tutte quelle dei libri che hanno partecipato alla nostra rassegna. Dunque, arrivederci e grazie per averci seguito. E grazie a tutti voi. Buonasera. Ciao, ciao.